TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la politica. Elezioni regionali 2025. Alle urne si è recato circa il 45% degli aventi diritto, il 16% in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. Alberto Stefani, candidato presidente sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è il nuovo governatore del Veneto. Mentre prosegue lo spoglio, in oltre metà delle sezioni scrutinate i dati parlano di oltre il 60% delle preferenze dei votanti. Questo è il messaggio di Stefani sulla sua pagina Facebook ufficiale. Grazie Veneti, con grande emozione ho ricevuto l'onore di rappresentarvi. Sento dentro di me una forte responsabilità e anche una grande energia. Voglio essere chiaro, metterò al primo posto i bisogni delle persone e sarò presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato. E insieme alle forze della coalizione, che ringrazio, da domani sarò già al lavoro, con occhio e cuore solo per il Veneto. Parliamo ancora di politica e di elezioni regionali. Nel 2015 il centro-sinistra era sceso al 22%, nel 2020 è crollato al 16%. Oggi superiamo il 30%. È un rimbalzo che vale molto di più di un dato. È la prova che esiste un Veneto che non si rassegna, che vuole un'alternativa, che crede ancora in una politica capace di ascoltare, di proporre, di cambiare. È una svolta. Così Giovanni Manildo, candidato presidente della coalizione di centro-sinistra, commenta i risultati delle elezioni regionali. A Stefani, conclude Manildo, rivolgo il mio migliore augurio di buon lavoro. L'ho fatto anche di persona chiamandolo e salutandolo come nuovo presidente, ma il nostro impegno non finisce qui, anzi, da oggi inizia un nuovo percorso più forte e più largo, perché il Veneto ha bisogno di un'opposizione seria, costruttiva e determinata e ha bisogno di una visione diversa. Noi ci saremo ogni giorno per dare voce a chi non ha voce. Passiamo alla cronaca. Nella giornata di ieri la centrale operativa dell'ULSS 3 allertava un equipaggio del SUAM 118 di dolo per un intervento presso l'ospedale di Noale. Un uomo adulto era stato infatti trovato a terra in un parcheggio all'interno del presidio ed era stato portato negli ambulatori della Guardia Medica. Valutata la scarsa reattività e le condizioni generali, il soggetto veniva immediatamente sistemato in ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso. Iniziavano le procedure di rilevazione parametri. Durante il tentativo di rimuovere gli indumenti bagnati, il soggetto si scagliava contro l'infermiere, colpendolo al volto con 2 pugni. Interveniva allora anche l'autista, riuscendo progressivamente a calmare il paziente. Puntuale l'intervento dei carabinieri di Noale che identificavano il soggetto, noto alle forze dell'ordine. Solo con il loro supporto era possibile procedere con gli accertamenti ematochimici e tossicologici, la conseguente osservazione e terapia. All'operatore sanitario vittima dell'aggressione è stata riscontrata la frattura delle ossa nasali, con prognosi iniziale di 15 giorni. Ancora cronaca. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Calliope a Chioggia per l'incendio sviluppatosi da una canna fumaria di una palazzina di 4 piani, con coinvolgimento parziale della copertura del tetto. L'intervento tempestivo delle squadre ha permesso di portare rapidamente la situazione sotto controllo, evitando l'estensione delle fiamme all'intero edificio. Evacuata l'abitazione all'ultimo piano durante l'operazione di spegnimento. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Chioggia e Cavarzere, supportate dall'autoscala inviata dalla sede di Mestre. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dell'area interessata sono tuttora in corso. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.